L'adrenalina per quanto successo martedì sera scorre ancora, ma lui sta bene e non si sente un eroe. Il racconto di Giuseppe Io Mazzone, sono stato l'autista bene, della sono andato CTV, verso la che è riuscito a stazione, far individuare un uomo seduto a bordo di un prendo il autobus della lavoro. linea 31 a Mestre, armato di un grosso coltello. Sono contento di aver fatto tutto questo perché non me lo sarei mai perdonato se l'avessi portato verso il centro di Mestre e quindi magari lasciarlo in mezzo a un'altra folla e magari qualcuno poteva aver avuto conseguenze molto peggiori. Quindi è andato tutto bene e rinnovo i ringraziamenti alla questura di Mestre. Tutto è accaduto verso le 19 di martedì. Ho visto un passeggero salire dalla porta posteriore e portarsi nella zona anteriore della postazione guida e mentre lo vedevo giungere davanti ho visto che c'era parecchia gente, parecchi passeggeri che uscivano dall'autobus con molta fretta ma senza dare allarmismo. Quando è arrivato davanti alla postazione guida ho visto che aveva un grosso coltello in mano e al che l'ho detto, ho messo subito in moto l'autobus perché volevo andare via. Sono ripartito subito in modo da poter portare via anche il soggetto davanti alla folla che c'era in stazione e mentre andavo verso una zona periferica e quindi non affollata sono riuscito a contattare gli agenti della polizia della questura di Mestre. Durante il percorso l'autista ha simulato un guasto dell'autobus di cui era la guida. Continuava a guardarmi perché lui era a due metri da me e quindi lui mi incitava a dover andare avanti. Io ho detto guarda, mi dispiace amico, ma l'autobus si è proprio fermato, infatti hai visto che si è bloccato subito, ma nel frattempo lui non sapeva che erano in arrivo le forze dell'ordine.